Grazia Deledda, vista sotto un'altra luce, sotto un'altra prospettiva, non solo dal punto di vista letterario, in questo caso invece è un punto di vista un po' più approfondito, no? Allora, io non sono una critica letteraria, sono una neuropsichiatra. Leggendo i suoi romanzi ho capito che era possibile fare una diagnosi sulla psicopatologia in modo moderno, perché la sua descrizione introspettiva e dei pensieri dei suoi personaggi è così profonda e precisa da concederci di capire che cosa questi personaggi avessero. Questo dà conto della grandezza di questa scrittrice, che forse andrebbe magnificata anche per questo motivo, non soltanto per i meriti letterari. D'altra parte vorrei ricordare e sottolineare che i geni sono importanti perché non molti lo sanno e spesso viene dimenticato che due grandi scrittori come Grazia Deledda e Salvatore Camboso erano cugini primi per parte materna. Questo vuol dire che queste due figure, questi due letterati ci hanno dato molto e sta a noi continuare il lavoro di recupero e di valorizzazione. Questo è il mio intento di stasera. Questa giornata per celebrare una grande donna che è stata insieme una grande scrittrice, e forse è stata una grande scrittrice perché è stata una grande donna, se noi vediamo il suo apprendistato, e quindi c'è sempre qualcosa da scoprire in Grazia Deledda, e vi assicuro che rileggendo i suoi libri, Canne al vento, Marianna Sirca e via via, a cominciare dal primo romanzo Fior di Sardegna, c'è sempre qualcosa di Grazia Deledda in quelle protagoniste. Lei stessa confesserà, giovanissima, il primo romanzo Fior di Sardegna era il primo romanzo, dirà: nel tratteggiare quella figura io ho letto nella mia anima, e così avremo il piacere di riscoprirla, perché quando ancora non si parlava di psicanalisi, Grazia Deledda aveva la capacità di scavare nell'anima altrui e in se stessa